Una buona giornata, bentrovati ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì e No. Anche questa settimana trattiamo una tematica estremamente d'attualità perché insomma se ne sta parlando, è quella relativa al salario minimo, insomma con un accordo giunto tra il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione su una direttiva che per la verità non è vincolante, che punta, invita per così dire i Paesi membri a trovare degli accordi sul salario minimo. Ovviamente stiamo parlando dei membri dell'Unione Europea. Allora ne parleremo con Giacomo Vendrame, segretario organizzativo della CGIL del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E ne parleremo anche con Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia. Buongiorno anche a lei, presidente. Buongiorno. Venezia e Rovigo. E Non Rovigo, posso giustamente, trascurare ha ragione. Giacomo Vendrame, parto con lei, insomma. Al di là poi di quello che insomma è l'accordo che si è raggiunto in Europa, che però come detto appunto non è vincolante, però magari cerchiamo di affrontare un po' il tema sulla sua interezza e calarlo un po' anche nel nostro paese. È importante arrivare ad una norma sul salario minimo nel nostro paese? Direi che è importante politicamente affermare alcuni principi. Lo dico così in termini generici perché in realtà quanto noi stiamo discutendo è un percorso che deve ancora concludersi ancora in Europa in realtà, nel senso che poi l'iter formale si concluderà solo dopo l'estate e tra l'altro poi avranno 2 anni di tempo gli Stati membri ad adeguarsi rispetto a quella direttiva che appunto non è vincolante. Penso però che alcuni principi dentro quella normativa di carattere europeo siano sicuramente positivi e vadano nella direzione giusta, perché ad esempio ne parlano pochi, ma uno dei contenuti che pare ci siano all'interno della bozza che appunto ha iniziato un certo tipo di iter sia quello dell'estensione della contrattazione collettiva, che in alcuni paesi d'Europa è particolarmente importante, ma che è un tema anche caro a noi in Italia, dove tutto sommato abbiamo una copertura contrattuale abbastanza ampia. Tant'è che poi la discussione trasferita in Italia, in particolare raccolta dal ministro Orlando, ha oggettivamente degli elementi di positività, perché poi quando si parla di salario minimo si parlano anche di modelli molto differenti tra di loro, sul quale appunto, come si chiedeva, bisognerebbe entrare anche nel merito. Uno dei nostri riferimenti rimane sempre la contrattazione collettiva. Per noi è fondamentale che dove non esista una contrattazione collettiva si tenga riferimento alla contrattazione collettiva esistente come livello minimo di trattamento economico complessivo. Questo effettivamente potrebbe aiutare. Detto questo, diciamo rispetto al salario minimo, il tema vero secondo me, ed è bene parlarne in termini complessi e anche dialettici mi verrebbe da dire, è il tema dei salari. Oggi in Italia abbiamo un problema di salari e abbiamo la necessità di trovare, mi verrebbe da dire tutti assieme, una soluzione anche a breve. Marinese, il presidente di Confindustria Bonomi ha detto però nei giorni scorsi il salario minimo non è un tema di Confindustria. Ecco, perché? Come possiamo interpretare insomma questo ragionamento poi che ha fatto il presidente Bonomi? Ma guardi, noi siamo un paese veramente particolare, me lo faccia dire con estrema chiarezza e poi farò degli esempi concreti, perché se non diamo ai telespettatori degli esempi concreti facciamo tutti difficoltà a comprendere le esternazioni. Siamo un paese particolare perché il problema del salario minimo noi in Italia non ce l'abbiamo. Basterebbe una piccola norma, piccola norma, che ora le dico, che metterebbe tutti d'accordo e le spiego il perché non ce l'abbiamo. Quando per esempio Giacomo Beltrame ci dice che dobbiamo agevolare le negoziazioni dei contratti collettivi, lui fa riferimento a dei contratti nazionali del lavoro. Se lei oggi digita su internet contratto nazionale del lavoro dei chimici, io per esempio nella mia azienda applico i chimici, troverà il salario minimo, perché in base all'inquadramento non troverà il salario minimo, troverà quello che il compenso lordo minimo, quelli che sono gli scatti e i diritti in termini di anzianità, in termini di ferie, in termini di permessi, ma vale per i chimici, vale per lei che è giornalista, quando lei è stato assunto, se è stato assunto dalla sua redazione, lei ha un contratto di riferimento, non è che ha un salario che viene deciso al momento, ha un salario che parte in base all'inquadramento, vale per gli edili, vale per il commercio. Dov'è che si crea il problema? Il problema si crea quando delle associazioni appena costituite o appositamente costituite
la norma in questo, inutile che Orlando dice a noi quello che dobbiamo fare quando è prima non farlo. Lui basta che dice che tutti i contratti nazionali del lavoro che non sono sottoscritti dalle primarie categorie economiche, dai primari sindacati, sono ritenuti nulli. Quelli che vengono registrati all'OCNEL sono circa 800, per darvi un'idea. Automaticamente noi abbiamo risolto il problema, abbiamo rimesso al centro della trattativa tra sindacato, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, e per sindacato intendo CGIL, CISL, UIL, e il contratto nazionale del lavoro. Abbiamo già il salario minimo, ce l'abbiamo già, solo che noi talvolta come imprenditori entriamo in determinate tematiche dove non abbiamo il coraggio di dire, oppure la chiarezza di dire, stiamo parlando di cose che abbiamo già. Il problema grande è che il governo ci sta facendo il gioco delle tre carte. Il gioco delle tre carte. Allora inizia a chiedere il salario minimo, e quando Bonomi dice che il salario minimo non ci riguarda, lo dice perché tutti noi applichiamo i contratti nazionali del lavoro, che sono i contratti collettivi a cui ti faceva riferimento Vendrame. Perciò quando una persona va a fare un colloquio di lavoro dovrebbe chiedere al proprio eventuale datore di lavoro quale contratto nazionale di lavoro applichiamo, e lì troverà il salario minimo, gli inquadramenti, i diritti, i doveri, tutto quello che riguarda, che viene disciplinato e che viene regolamentato bene o male tra le trattative che vengono fatte tra le organi di rappresentanza e i sindacati una volta all'anno. Ogni anno ne parliamo di negoziazione e di rinegoziazione. Perciò stiamo parlando di qualcosa che non esiste, è un problema che non c'è. Il governo dovrebbe fare una piccola normetta, come si diceva all'epoca, ok? Così la smetta, e fa la normetta in cui abolisce, non riconosce più questi contratti. E noi ci abbiamo provato con l'abolizione dell'OCNEL, perché questi contratti trovano casa all'interno dell'OCNEL. Certo, ecco, ci ricordiamo la polemica all'epoca con l'OCNEL. Vendrame, d'accordo con il ragionamento di Marinese? In realtà sì, nel senso che dice cose che condivido fondamentalmente, nel senso no, che... ma scusi Vendrame, posso dire una cosa? Siccome ci sono dei telespettatori che non sono così preparati come noi, non è in realtà sì. Esistono i contratti nazionali del lavoro, certo. Sì o no? Sì. Esiste il compenso minimo previsto in base all'inquadramento, persino l'apprendistato, sì o no? Sì. Allora di che parliamo? Però, Presidente, bisogna anche ammettere che comunque una normativa che in qualche modo mette dei paletti rispetto a un trattamento economico complessivo per i non contrattualizzati può aiutare, voglio dire, a includere figure che attualmente non sono contrattualizzate, che in Italia, condivido, sono meno che in altri paesi, assolutamente meno. Però ci sono, dice lei. Può aiutare comunque complessivamente anche a una spinta, dal mio punto di vista, lo dico come sindacalista e rappresentante dei lavoratori, a un ragionamento sui salari stessi. Perché chiaramente ma secondo me noi dobbiamo uscire da questo criterio. No, ma sì, ma io penso infatti che il tema vero, e sono contento che devono essere contrattualizzati. Abbiamo tutti i contratti di riferimento. Sono d'accordo, infatti il tema vero, sul quale secondo me su questo sì potremmo litigare, come in parte è anche normale che sia, non so come dire, è il tema dell'aumento dei salari attuali, cioè non so come dire. Lo dico perché è verissimo quello che dice il Presidente rispetto, io ho una posizione diversa ad esempio con CNEL, perché se noi dobbiamo in qualche modo anche fare una legge sulla rappresentanza, determinare chi può decidere rispetto a questi contratti nazionali in base a una reale rappresentanza certificata e via dicendo, probabilmente una struttura che faccia questo può esistere, ma questo è funzionale a quello che dicevo, una legge sulla rappresentanza. L'altra cosa che dico esplicitamente, io sono contento invece che il ministro Orlando parli di queste cose, è perché si può ritornare a parlare di salari, perché è vero che esistono i contratti nazionali di lavoro, ma la maggior parte, devo dire un po' meno nell'industria, mettiamola così, non sono rinnovati, cioè sono anni e anni che non li stiamo rinnovando. E denunciate anche un salario minimo troppo basso, mi corregga se sbaglio. I salari, perché qui adesso appunto, e su questo sono d'accordo, non è che il tema del salario minimo assorbe automaticamente tutti gli altri temi. Qui il vero tema del nostro paese, ok, e secondo me la discussione che si è fatta sul salario minimo aiuta questa discussione, è il tema del salario.
complessivamente parlando, sapendo che parliamo di mondi anche molto differenti nel mondo del lavoro e quindi bisogna anche distinguere, però tendenzialmente mi verrebbe da dire in maniera abbastanza generalizzata che noi dobbiamo aumentare i salari e attraverso la contrattazione e la stipula di contratti nazionali rinnovati con un riconoscimento economico alla luce di quella che è un'inflazione che conosciamo particolarmente elevata. Questo lo dico per tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori, ok? E altrimenti, ma lo dico anche perché lo dico esplicitamente, la sensazione è che sia la goccia che rischia di far traboccare il vaso rispetto alla tenuta sociale in alcuni ambiti, perché siamo davvero al limite, perché se uniamo l'aspetto dei salari a quello della precarietà, abbiamo una condizione di vita delle persone che sta arrivando al limite rispetto a quello che è appunto una tenuta di carattere sociale. Marinese. Non riusciamo a essere chiari, perché tendiamo ad affrontare due problemi diversi facendo confusione e generando malumore. Allora, tema del compenso minimo o del costo del compenso minimo orario, mi sembra che l'abbiamo sviscerato, non c'è un problema di salari minimi, perché se uno prende il contratto di riferimento, quello che ho detto poc'anzi, c'è già. Dopodiché c'è un altro Orlando tema. dice questo, non lo dico per difendere il ministro che si difende da solo, però in alcune proposte Orlando dice esattamente questo. E Orlando dice una grande inesattezza, perché ho dimostrato nei fatti, è come se domani mattina il nostro intervistatore dicesse: io adesso ho il salario minimo perché il mio contratto lo prevede, perciò mi devi dare aumento di stipendio. Ma mi sembra un ragionamento che ha una conseguenza. Lo chiedo a lei che fa giornalismo. Ma Cioè lei dice che è un ragionamento che va su due piani differenti sostanzialmente. Lei ce l'ha il salario minimo, lei oggi ce l'ha il salario minimo. Perciò automaticamente, seguendo il ragionamento di Orlando, automaticamente può chiedere l'aumento. Perché se parla di salario minimo, si parla di salario. Allora io dico, facciamo anziché fare il gioco delle tre carte, a chi fa impresa la mattina alla sera e a chi segue i lavoratori dalla mattina alla sera, perché siamo tutti e due figli di uno stesso Dio, allora io dico, facciamo un ragionamento invece concreto. I salari minimi ci sono dappertutto, tranne per quei casi minimi che non rappresentano il tessuto industriale di questo paese, in cui 4 furbacchioni hanno deciso di farsi un contratto a parte, ok? Ma i contratti nazionali del lavoro collettivi tutti prevedono il salario minimo in base all'inquadramento. Questo è uno. Poi il sindacato dice una cosa diversa. Okay. Problema di salario. Salario. Dipendi, ok? Abbiamo un tema di inflazione, dobbiamo ragionare di come colmare l'inflazione, perché le persone già fanno fatica ad arrivare a fine mese, se non hanno un aumento degli stipendi faranno ancora più fatica e questo non crea loro serenità di vita. Questo dice il sindacato. Io rispondo al sindacato una cosa semplice, anzi rispondo 2 cose. La prima, che non possiamo fare una guerra tra poveri, perché non è che le aziende siano molto in salute, anzi per niente. Nel periodo della pandemia si sono indebitate tanto. Ci sono delle aziende che vanno bene, ci sono delle aziende che non vanno bene e ci sono delle aziende che sono sull'orlo del precipizio. Noi potere produttivo non ne possiamo più perdere. Allora, la seconda cosa conseguenziale alla prima analisi, che condivido, almeno io personalmente dico, da 10 anni dobbiamo abbassare il cuneo fiscale, perché se parliamo dell'Europa, come fa il ministro Orlando, dicendo che in alcuni paesi o in molti paesi c'è il salario minimo, ok? Noi dobbiamo equiparare il nostro costo del lavoro agli altri paesi europei, perché l'Europa non è che la possiamo utilizzare quando conviene e non utilizzarla quando non conviene, perché noi in Italia abbiamo il costo orario, costo finito, più caro di Europa. Se noi abbassiamo il cuneo fiscale, ovvero riduciamo la parte di contributi che vengono versati a favore dell'INPS
e dall'altra parte questo abbassamento, questa riduzione del cuneo fiscale, la mettiamo in busta paga dei nostri collaboratori, il costo per l'azienda non muta e il collaboratore ha preso dei soldi di più. Non è normale che in un paese una persona che prenda 1.300 euro netti al mese costi 36.000 euro. Non è normale. Noi abbiamo un costo più alto d'Europa rispetto a tutti e il sindacato, anziché negoziare con le imprese, dovrebbero dire tutti insieme, siccome degli interessi dei lavoratori si parla, perché non abbassiamo il cuneo fiscale e non equipariamo il costo del lavoro al costo europeo, così le nostre aziende sono competitive, oppure non premiamo la produttività togliendola dai contributi e perciò se uno produce di più non può pagare tutte le tasse, e in modo tale che la produttività diventa un elemento. Presidente, sentiamo la risposta allora del sindacato. A proposito di chiarezza, qualsiasi mio iscritto risponderebbe al Presidente che non è meglio non toccare i contributi, perché quei contributi gli permettono di andare in pensione con una pensione dignitosa. No, c'è una parte che perde, Giacomo, lo sai meglio di me che c'è una parte che perde e c'è una parte di IRES iperabbondante. No, perché se parliamo di contributi, parliamo... il tema secondo me secondo me, voglio dire, l'argomento è complesso, sia chiaro, semplificarlo è un errore, perché altrimenti rischiamo anche, voglio dire, di stare agli slogan, mentre insomma una trattativa tra interessi contrapposti non è mai semplice ed è complessa e deve trovare oggettivamente una mediazione, e questo, voglio dire, fa parte del nostro lavoro, mettiamola così. Il tema vero, secondo me, è che, appunto, essendo una risposta complessa, deve essere una risposta di più soggetti, compreso il governo, che sicuramente per riuscire in una fase delicatissima della situazione economica del nostro paese, sociale e tra l'altro purtroppo non solo del nostro paese, è necessario sicuramente fare un intervento di carattere fiscale sul lavoro, che però deve essere fatto congiuntamente a un aumento dei salari da parte anche delle imprese. Ma non ci deve essere un però. Allora, no, deve essere fatta contemporaneamente, perché non possiamo nasconderci rispetto ad alcune questioni. Gli ultimi 20 anni del fatto che gli stipendi siano fermi non è solo esclusivamente un problema. No, mi fai finire, perché io ho ascoltato con molta attenzione. E secondo me altrimenti ci nascondiamo dietro un dito, perché è vero che non tutte le imprese stanno bene, però intanto attraverso quella contrattazione nazionale fissiamo un livello accettabile rispetto alla condizione. Poi mi verrebbe da rispondere al Presidente: dove le cose vanno bene, perché gli stipendi invece non si alzano? Perché c'è anche questo aspetto, e riguarda ad esempio la contrattazione aziendale, che di solito viene usata come strumento, come argomentazione, a volte, a mio parere, anche per smontare la contrattazione nazionale, che è un elemento tra l'altro di garanzia per tutti, secondo me, di applicazione di alcune regole. Quindi il tema è complesso, però il risultato deve essere la somma di vari interventi. E una parte di questi interventi, a mio parere, è ora, e lo dico esplicitamente, che la faccia anche il mondo dell'impresa. Punto. Poi che ci sia anche un intervento di carattere fiscale, altrimenti da questa discussione non ne usciamo, perché è talmente complessa che altrimenti non si comprende la vera situazione, quanto stiamo tirando la corda rispetto ai lavoratori. Perché non possiamo neanche pensare dall'altra parte, perché quando mi si dice, ad esempio, ma perché il cuneo fiscale? Cioè, attraverso il fisco si alimenta quello stato sociale che è comunque a beneficio dei lavoratori. Quindi noi, che ragioniamo in termini complessivi, sappiamo che anche su quell'ambito bisogna trovare i giusti equilibri. Ragioniamoci, certo. Però non è possibile in qualche modo pensare che l'aumento salariale ai lavoratori avvenga tramite il costo della collettività. Punto, perché altrimenti andiamo a mangiare altre partite importanti su altri ambiti del welfare. Penso che su questo si debba trovare un equilibrio che è complesso ma di altro tipo. Allora, faccio una domanda al giornalista. È vero o non è vero che abbiamo il costo più alto d'Europa? Allora, io i dati, Presidente, rispetto agli altri paesi, non lo so, questo me lo sta dicendo lei. No, glielo dico io, ma lo posso chiedere anche... Guarda, Vendrame gli risponde facilmente. È facile, sì o no? È uno
È uno dei livelli più elevati, però No, non è il più alto d'Europa, non è uno dei livelli, è il più alto. Guarda, Ma perché no? Ma perché, no, scusami, perché c'è un aspetto fondamentale, che è tutta la partita previdenziale. O noi abbiamo una no, base ma comune di confronto io ho dei dati, fatto o una, altrimenti diventa complicato. io ho No, fatto, no, non è una risposta semplice, è una questione metodologica. allora va Su bene, questo io non transigo, altrimenti mischiamo pere e mele e no, non non siamo, funziona. no, Bisogna no, fare le analisi ma precise. Vendrame, Quindi io Vendrame, la seguo su alcuni costi di carattere fiscale e sono d'accordo, su altri tipi Vendrame, no, non c'è, perché tendenzialmente il guardi confronto a che livello europeo su io, questo costo è mischiando anche partite di aspetti di Vendrame, contributi, allora, che è un'altra Vendrame, cosa, e sono no, su altri sistemi negli altri paesi. Vendrame non è un'altra cosa. Noi, qui io non voglio difendere a spada tratta le aziende, ok? Perché io non voglio cadere nell'equivoco che c'è da una parte l'imprenditore che vuole guadagnare, straguadagnare e che cresce grazie ai propri lavoratori. Perché ho visto semmai tanti lavoratori che sono cresciuti grazie alle aziende e grazie alle imprese. E questo paese, dato che parliamo della collettività, questo paese va avanti grazie alle imprese, perché se quest'anno ci sono stati 550 miliardi di euro di gettito, provengono dalle imprese. Apro e chiudo parentesi. Detto Grazie ai questo, lavoratori che ci lavorano dentro. Un po' di tutti e due, dai, diciamolo, insomma, che il merito è Sì, di tutti e infatti, due. ma Insomma. siccome si è dimenticato Qua, una parte... qua avete ragione entrambi. no, Insomma. io non mi dimentico nessuno, io ho sempre detto che non c'è impresa senza dietro un grande lavoratore, ma non c'è un lavoratore se non c'è dietro l'impresa, perché non ci dobbiamo mai dimenticare qual è l'incipit, no? L'imprenditore, perché se non ci fosse l'imprenditore non ci sarebbe l'impresa, ma questo l'imprenditore non è l'industriale, l'artigiano, il commerciante, poi il resto è un gioco di squadra, ma se voi continuate a non voler ascoltare diventa difficile. Le imprese devono stare sul mercato. Oggi il sindacato ci sta dicendo alle aziende, insieme al ministro del lavoro. Che ho capito che non le sta molto simpatico, Marinese. No, ma non è che non mi sta simpatico. Il problema fondamentale è che quando qualcuno si trincera dietro delle ideologie, che è stato il male del nostro paese, diventa difficile dialogare, no? Io non riesco a dialogare con chi non vuole capire le ragioni. Io le ragioni dei miei collaboratori, delle persone, le capisco. Allora cerco di fare proposte che cercano di salvare da una parte il salvabile, perché non posso dire alle aziende aumenta gli stipendi quando il costo del lavoro è così alto e quando il costo delle materie prime è così elevato e i clienti, la maggior parte dei clienti non stanno neanche riconoscendo questo costo. Quando si sono indebitate per 250 miliardi di euro per la pandemia, perché il governo giallo-rosso si è inventato il debito pre-pandemia dicendo che era un valore aggiunto che ha salvato le aziende. Cioè, io le aziende devo mantenere in vita, perché se le aziende falliscono, poi alla fine quel costo che diceva Vendrame va a finire sulla collettività, perché va a finire prima in mobilità e poi il reddito di cittadinanza. Perciò non è che abbiamo fatto un bel servizio. Allora sarebbe opportuno trovare delle formule di compensazione. Per esempio, proprio se ce ne sono 10, per i nuovi assunti a tempo indeterminato, dare degli sgravi fiscali per effetto dei quali questi sgravi fiscali vengono messi vengono messi a disposizione dell'impresa per dare dei premi, detassare completamente i premi, incentivare il welfare, perché Vendrame ci dice che noi non aumentiamo i salari, ma le nostre imprese sul welfare hanno investito un sacco Marinese, di soldi. però le chiedo, detassare i premi incentiverebbe di più le imprese realmente a darli questi premi ai lavoratori? Ma guardi, il tema fondamentale dei premi è un tema straordinario, perché il premio è quantificabile in termini di EBITDA, in termini di fatturato, in termini di ore lavoro. Cioè non è che è un qualcosa di soggettivo che uno decide di darlo o non darlo il premio. Il premio dice, guarda, quest'anno io ho chiuso un bilancio con più 100, distribuisco questo premio. Lo vediamo sui giornali in molte aziende che distribuiscono premi. Se tu detassi i premi e detassi gli straordinari,
altro elemento importante, se uno lavora di più, quella quota parte di lavoro che fa in più, sacrificandosi, gli va tutto netto in busta, non stiamo ledendo la collettività, non stiamo intaccando i bilanci, fermo restando che c'è un problema importante di INPS e di ridisegnazione dell'INPS, perché noi non è vero quello che dice Vendrame, che i contributi vanno soltanto nella misura in cui uno se li ritrova nel futuro. I contributi vanno anche a sanare i debiti del passato dell'INPS che non abbiamo fatto noi, oppure è tutta una serie di servizi che non vanno, e dall'altra parte c'è l'INAIL che invece ha più di qualche miliardo in cassa che viene sempre pagato alle aziende, che poi, cioè il tema è complesso e pesa sempre su una tasca, che è la tasca dell'impresa. Vendrame, qualche idea però l'ha lanciata il presidente Marinese, si può cogliere secondo lei? Ad esempio la detassazione sui premi in realtà è già esistita nel nostro paese, non è che li ha sviluppati in maniera così sostanziale, quindi secondo me, ripeto, tutto aiuta rispetto a dei processi, però o partiamo dal presupposto che, a proposito della tasca di cui parlava anche il Presidente, in realtà le tasche che piangono sono quelle principalmente dei lavoratori perché abbiamo i salari più bassi d'Europa, o altrimenti è difficile qualsiasi altra soluzione perché le abbiamo già provate tutte. Questa è la realtà, le abbiamo già provate tutte. È come la favola della flessibilità del mercato del lavoro. È ora, cioè, i lavoratori l'hanno capito dopo 20-30 anni. È per quello che dico che tirare la corda oggi rischia di mettere, con tutto quello che stiamo vivendo, perché poi chiaramente non è che la pandemia ha lasciato, non solo non ha lasciato sereni gli imprenditori, e me ne rendo pienamente conto, ma nemmeno i lavoratori sono stati particolarmente bene da tutti i punti di vista. Quindi insomma la fase è una fase tesa e se noi non diamo risposta alla realtà dei fatti, cioè riuscire ad avere salari che riescono a farti arrivare serenamente alla fine del mese per tutti, questa cosa rischia di essere esplosiva, questo lo dico. E se non partiamo da un concetto che appunto bisogna trovare il modo in cui complessivamente alziamo i trattamenti economici delle persone, e complessivamente vuol dire anche che le imprese devono alzare i minimi tabellari dei contratti nazionali di lavoro, secondo me questa è la strada, ma è vi rendete strada conto? possibile. Perché tra l'altro i fautori del mercato, perché siccome l'argomentazione principale è che non stanno dentro il mercato, però io non capisco perché non vale la stessa cosa per i lavoratori quando gli imprenditori si lamentano di non aver trovato i lavoratori. Perché allora lì non si può alzare lo stipendio per cercarli? La replica Marinese, perché le regole del mercato del lavoro non valgono solo per l'impresa. Ci avete rotto le scatole per anni rispetto al mercato del lavoro, però questa cosa non vale per i lavoratori, perché non si possono alzare gli stipendi. È questo il punto. O partiamo, a proposito di impostazione ideologica, mettendo in discussione anche questa cosa, o altrimenti la vedo difficile, ma non perché sia il sindacato che lo vuole rendere difficile, perché è difficile nei fatti. Marinese, la replica, un minuto perché devo chiudere, quindi a lei l'ultima replica, Marinese. L'ultima replica, che io ho fatto 5 proposte, a 5 proposte non ho sentito una controproposta. Un'unica l'unica idea, di buon senso, ovvero aumentare i salari ai lavoratori, lei ha detto l'unica di buon senso è aumentare i salari, perciò questo è il ragionamento. Ecco perché si arriva alla fine, non c'è negoziazione tra le parti quando uno è come se le va a comprare qualcosa, va a negoziare, fa 10 ipotesi e lui e dall'altra parte la controparte dice l'unica cosa che va bene è questa. Primo. Seconda cosa, il lavoratore ha un grande vantaggio che l'imprenditore non ha. Può cambiare lavoro quando meglio crede, quando è in giro tutto il mondo. Noi i nostri lavoratori non li abbiamo. E la cosa che mi fa specie è proprio per il sindacato, che dovrebbe dire per una volta a reddito di cittadinanza leghiamolo a dei percorsi di formazione. Noi oggi abbiamo un problema occupazionale essenzialmente perché non troviamo più gente preparata, non troviamo più gente specializzata. E dovrebbero essere i primi a preoccuparsi della formazione. Adesso perché le persone che sono formate vengono pagate. Infatti ci stiamo interrogando su questo e stiamo avanzando delle proposte. È il momento di chiudere la trasmissione perché vi ho trovati in accordo, finalmente abbiamo trovato un punto d'accordo, però vi prometto però scusa, una cosa al volo di 30 secondi, un tweet:
se continuate a interrogarvi, qua le soluzioni non si trovano. Bisogna avere anche le palle milioni di proposte che sono state rifiutate no? dalle imprese, perché questa regola che l'impresa è l'unica innovatrice, il sindacato è sempre in qualche modo conservatore, è un'altra. Allora ditelo anche voi che il reddito di cittadinanza deve essere legato a della formazione ma in parte è già così, non è il reddito di cittadinanza, non è il problema rispetto alle altre professionalità, stiamo parlando anche qui di mele e pele, perché chi ha il reddito di cittadinanza difficilmente in qualche modo riuscirà a rispondere alle esigenze delle imprese sulle altre professionalità. Per dirla, ma chi l'ha detto? Mischiamo alcuni aspetti eccessivamente in maniera ideologica, secondo me. Siamo andati oltre... Bravo, in maniera ideologica. Ha parlato di se stesso. Ecco, siamo andati oltre il triplice fischio, oltre il recupero, triplice fischio assolutamente, però vi richiamo tutti e due perché insomma avrete capito anche voi che ci seguite da casa che il tema è veramente di estrema attualità e sono due mondi che in qualche modo bisogna cercare di conciliare perché insomma è un tema che riguarda ovviamente tutti. Grazie a Giacomo Vendrame, segretario organizzativo della CGIL del Veneto. Grazie a Vincenzo Marinese, presidente Confindustria Venezia Rovigo. Grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito, a tutti voi. Una buona giornata e rimanete in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.